Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. La donna il cui cadavere è stato trovato giovedì scorso sulla spiaggia tra i laghi di Sibari e Marina di Sibari a Cassano allo Ionio e di cui ancora non si conoscono le generalità, è stata uccisa. È quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri, dalla quale è stato accertato che la donna è stata uccisa con molta probabilità in un luogo diverso da dove è stato ritrovato il corpo e colpita con un corpo contundente. Il corpo è poi rimasto sul bagnasciuga per alcune ore. A disporre l'autopsia eseguita dal medico legale Walter Caruso è stata la procura di Castrovillari. Per Domenico Crea è arrivata la condanna, ad 11 anni e 3 mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di Reggio Calabria. L'accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito del procedimento chiamato Onorata Sanità, condotto dalla Procura Antimafia di Reggio Calabria e dai Carabinieri, che ha rilevato intrecci tra la mafia e politica che puntavano al controllo della sanità. Crea, consigliere regionale all'epoca dei fatti, subentrò a Francesco Fortugno, assassinato a Locri. Al centro dell'indagine la clinica della famiglia Villa Ania. I giudici della Corte d'Appello di Catanzaro hanno rigettato la richiesta di revisione del processo a conclusione del quale i fratelli Santo e Leo Modaffari sono stati condannati in via definitiva a 30 anni di reclusione per il sequestro del fotografo Lollo Cartisano. I parenti degli imputati avevano protestato prima ad Africo e poi davanti al Palazzo di Giustizia di Catanzaro. Questo non è bastato per ottenere la revisione del processo. C'era la poltrona vuota di Santi Zappalà, arrestato nei giorni scorsi per i presunti contatti pericolosi con la cosca pesce e vistoso imbarazzo nell'ultima seduta dell'anno del Consiglio regionale tenutasi ieri. A difendere l'onorabilità dell'assise regionale il Presidente del Consiglio Francesco Talarico, che ha sottolineato che se c'è stato l'errore di uno non può essere imputato a tutti. Noi, maggioranza e minoranza, ha detto, siamo contro l''ndrangheta. Poi si è avviata la discussione sul bilancio. Il bilancio di previsione della Regione costa di 9 miliardi e mezzo circa di euro. Si tratta di un bilancio, come ha detto l'assessore Mancini, in cui la spesa è parametrata rispetto alle entrate effettive, che sono qualificate in 840 milioni. Tra gli atti di indirizzo privilegiati, la priorità alla lotta all''ndrangheta, attraverso concrete azioni finalizzate a contrastare i fenomeni mafiosi. Le politiche per le famiglie numerose a basso reddito troveranno attuazione attraverso un finanziamento di 10 milioni di euro. Gli studenti delle università di Arcavacata e Reggio Calabria hanno attuato ieri a Cosenza una mobilitazione in occasione del voto al Senato sulla riforma universitaria. I ragazzi si sono mossi in corteo verso le strade principali della città, prendendo di mira la fontana davanti il centro commerciale Metropolis, la cui acqua è diventata rossa come successo alla fontana di Trevi il 19 ottobre 2007. Lancio di uova e palloncini colorati sono stati lanciati contro le forze dell'ordine e le vetrine dei negozi di Corso Mazzini, con loro anche Francesco Caruso, ex parlamentare di Rifondazione Comunista. A pochi giorni dalla fine dell'anno, il questore di Catanzaro, Vincenzo Roca, ha incontrato la stampa per il tradizionale scambio di auguri alla presenza dei dirigenti e funzionari degli uffici della Polizia di Stato. Nell'occasione è stato illustrato il calendario 2011, nato dalla collaborazione tra la Polizia e l'UNICEF per i bambini del Bangladesh. I dipendenti di Fondazione Betania, struttura socio-assistenziale con sede a Santa Maria di Catanzaro, hanno manifestato ieri mattina per denunciare le incertezze che graverebbero sul loro futuro a causa dei tagli imposti dalle difficoltà del comparto sanitario. Il corteo, radunatosi nel rione San Leonardo, si è diretto sotto gli uffici dell'assessorato alla salute della regione Calabria in via Buccarelli. Tra i presenti il vescovo di Catanzaro, Monsignor Ciliberti, ed il sindaco Livo, oltre a delegazioni di partiti politici. Buone nuove invece arrivano a Crotone per alcuni dei molti lavoratori precari della città. La Banca Popolare del Mezzogiorno, con le garanzie del Comune, Provincia e Arcidiocesi di Crotone, ha erogato in anticipo 1.000 euro sulla cassa integrazione per i 187 lavoratori della Gress Ceramiche. È arrivata poi dalla Regione la proroga per tutto il 2011 dei 131 lavoratori interinali di Obiettivo Lavoro, operanti all'ospedale San Giovanni di Dio. Federciclismo Calabria, il campione Francesco Moser,
hanno consegnato ieri una bicicletta da corsa e la maglia della rappresentativa calabrese al presidente della regione Giuseppe Scopelliti. Nell'occasione è stato consegnato il distintivo d'oro FC a 6 amici del ciclismo, la ricercatrice scientifica Luana Colloca, i consiglieri regionali calabresi Giovanni Nucera e Nazareno Salerno, il sottosegretario della Presidenza Alberto Sarra, il giornalista Carlo Parisi e l'avvocato Domenico Sorace. Ospiti il presidente del CONI Calabria Mimmo Praticò e i campioni regionali appartenenti alla Federazione Ciclistica Italiana.